benvenuti alla Piazza 7. Oggi siamo sulle spiagge di Sottomarina e Rosolina Mare a verificare le nuove norme per il distanziamento sociale. Ma vediamo il servizio. Dal punto di vista organizzativo gli stabilimenti balneari appaiono ben organizzati, vigili e pronti a rispondere ad ogni mia domanda. Per gli ombrelloni bisogna prenotare? È consigliata la prenotazione. Non è obbligatoria però. Non è obbligatoria. Vi chiedo di compilare Sì. il modulo solo per il corpo. Ah, ok, ci dobbiamo registrare, vero? Okay. Sono già stati igienizzati, vero? Sì, Dopo? la mattina, li apriamo tutti e passiamo con l'igienizzante. Lo fate il mattino o lo si fa ogni volta? Al mattino. Poi chiaramente se viene sostituito un cliente con l'altro dobbiamo igienizzarlo o addirittura cambiarlo con altri lettini che abbiamo già igienizzato. Madonna, che lavoraccio. Lo so. Verso le 9:30, 10 passi e li fa tutti quanti i lettini, tutti. Traspare inoltre un forte senso di responsabilità nell'interpretazione delle linee guida. Le disposizioni Covid sono sufficienti 10 metri quadrati. Ok. Mentre l'ordinanza storica che abbiamo qua sono 12 e noi l'abbiamo messi a 25. Gli unici dubbi rimangono legati alle attività sportive. Sentendo amici carabinieri mi hanno detto che la beach si può, la beach volley, e vedendo da ordinanza invece non si può, Sì. perché comunque c'è un eventuale contatto. Indipendentemente da tutto questo, però, bisogna poi passare dalla percezione dei turisti. Secondo voi stanno rispettando in questo momento appunto tutte le norme per il distanziamento sociale? No, ci sono troppo vicini. Ok. Anche vicini di ombrellone, sono troppi assemblamenti. La comunicazione delle linee guida da rispettare e far rispettare sia stata data nel modo giusto? Abbiamo trovato qualche difficoltà, non lo neghiamo, siamo consapevoli anche delle difficoltà da parte di chi ha redatto le linee guida. Quella più difficile è sicuramente la parte per quanto riguarda i bambini, la sanificazione alla sera piuttosto che alla mattina. Antenore. Più energia per il futuro. Nelle strutture ricettive il turismo sembra un minimo ripartito, grazie soprattutto ai clienti di fiducia. I clienti che sono già stati nostri ospiti prenotano con maggiore fiducia nei nostri confronti, anche non solo gli stranieri ma anche gli italiani. Abbiamo un elevato tasso di clienti che ritornano, quest'anno in particolare. Dobbiamo ricordarci che noi viviamo tutti i giorni e vogliamo vivere una vita sana, questo è importante, e alla fine un anno, vabbè, pazienza, l'importante è che sia passato questo momento, ma che poi dal 2021 ripartiamo come sappiamo fare noi veneti, perché abbiamo proprio bisogno di lavorare bene, in salute. Vivere in questa situazione in Veneto, il lato positivo è che per competenza e anche un briciolo di fortuna il nostro presidente col suo staff di medici è riuscito a vedere più in là magari rispetto ad altre persone che non hanno visto, insomma, ed è successo quello che è successo. Noi abbiamo una regione che turisticamente non ce n'è, dalla montagna al lago, al mare, ai colli, all'arte, Venezia, Padova, Treviso, cioè siamo la regione prima produttrice di vino, cioè noi siamo una regione spettacolare, siamo seduti su una pignata d'oro, ecco. Fateci aprire, fateci produrre sta pignata, perché come ti dicevo prima, noi abbiamo più voglia di vivere, di produrre che paura di morire, e io lo so che siamo così. Allora è tutto dalla Piazza 7, vi ricordiamo come sempre la nostra mail a cui suggerirci gli argomenti da trattare, che è redazioneweb@giveemotion.it. Io sono Andrea Cornacchia, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.